buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Sull'Etna continua l'eruzione che dà spettacolo con 3 bocche eruttive aperte e moltissimi curiosi e appassionati che visitano il fronte lavico, ma le guide raccomandano prudenza, non avvicinatevi alla colata. La nave di Mediterranea sfida il blocco ed entra nel porto di Trapani con 10 migranti a bordo, tra loro 3 minori. A Lampedusa intanto sbarcano altri 71 naufraghi, recuperati anche i corpi di 3 giovani ragazze. Incendiato un rifugio di migranti ghanesi nel quartiere Brancaccio a Palermo. Individuati i responsabili sono 2 minorenni, uno di loro è stato arrestato. Sui social le immagini intime delle mogli, oscurato il sito ma gli utenti attivano un altro canale. Minaccia Don Di Noto, il prete che da anni denuncia la pedopornografia online. Palermo a Borgonuovo la raccolta differenziata è un flop, il comune ripristinerà i cassonetti, molti residenti del quartiere parlano di sconfitta. A Catania arrivano le trappole contro la zanzara West Nile. Dopo il caso registrato a Messina, l'ASP Etnea non abbassa la guardia. E poi il calcio, il Palermo fa festa al Barbera, all'esordio stagionale i rosanero superano la Reggiana per 2-1. I tifosi sognano già la Serie A. Bentrovati, dunque continua l'attività dell'Etna con 3 lingue di fuoco che procedono nelle zone sommitali del vulcano. Dopo Biancavilla e Adrano, anche Belpasso firma l'ordinanza per limitare gli accessi dei turisti, mentre il soccorso alpino sottolinea l'importanza di affidarsi a personale qualificato durante le escursioni. Orazio Longo. Sono 3 le lingue di fuoco sull'Etna, il fronte lavico più avanzato si attesta intorno ai 2250 metri, alimentato dall'attività che forma un campo lavico in direzione sud-ovest dalla bocca posta a 2980 metri. Fiume di lava che scorre incandescente anche dalla bocca situata a 3200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est e a 3100 metri. Continua anche l'attività esplosiva con lanci che ricadono oltre l'orlo craterico. Il vulcano continua a essere sorvegliato speciale da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, con personale presente in area sommitale e con l'analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza. L'attività eruttiva durante la notte è in diminuzione, soprattutto alla bocca di quota 2980, e questo rispecchia una leggera diminuzione del tremore, in quello che è una variabilità di questa attività eruttiva. E continuano le ordinanze dei comuni pedemontani per regolamentare gli accessi alle zone sommitali. Dopo Biancavilla e Adrano anche Belpasso, mentre le guide del soccorso alpino sottolineano l'importanza della sicurezza in quota in base ai livelli di allerta e di affidarsi a personale qualificato per le escursioni. Questo è possibile farlo ammirare a tutti solo col buonsenso, solo se accompagnati da personale qualificato. Non venite qua sopra con scarpette da tennis, non venite qua sopra da soli. Tra l'altro quest'areale qua è tutto fratturato, quindi significa che da sotto sta spingendo qualcosa. Mi raccomando ragazzi, non venite da soli qua sopra. Scoppia il caso della nave Mediterranea, la ONG sfida la decisione del Ministero dell'Interno ed entra nel porto di Trapani invece che andare a Genova come era stato indicato, con 10 migranti recuperati in mare. Sentiamo il servizio di Laura Spanò. Disobbedendo alle indicazioni ricevute dalle autorità marittime italiane, è ormeggiata al porto di Trapani la nave della ONG Mediterranea con a bordo 10 migranti. Il Ministero dell'Interno aveva assegnato lo sbarco al porto di Genova. In un video pubblicato sui social, il capo missione a bordo della nave, Beppe Caccia, aveva spiegato l'intenzione di contravvenire alle indicazioni di sbarco, una decisione che aveva spiazzato un po' tutti. Io come capo missione a bordo abbiamo comunicato alle autorità italiane, l'MRCC di Roma, la decisione di cui ci assumiamo piena responsabilità di cambiare il corso della rotta della nave e dirigere verso il porto di Trapani. In questo modo disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del Ministero degli Interni, ma obbediamo fino in fondo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità.
Intanto sono sbarcati a Lampedusa anche 54 migranti, fra cui 7 donne e 4 minori salvati assieme ai 14 già giunti con la motovedetta della Guardia Costiera dalla nave ONG Nadir. Al porto anche i cadaveri di 3 minorenni, pare si tratti di 3 sorelle. I 71 migranti viaggiavano su un gommone di 7 metri partito giovedì da Zuara in Libia e che al largo delle coste aveva iniziato a imbarcare acqua. Prima dell'arrivo dei soccorsi purtroppo una persona è caduta in mare, si tratta di un adulto sudanese. Intanto 3 salme delle 23 del doppio naufragio dello scorso 13 agosto rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa sono state riconosciute dai familiari presenti in Italia che hanno manifestato la volontà di riportarle in patria in Egitto il prossimo lunedì. A Palermo 2 minorenni incendiano il rifugio di 2 giovani ghanesi nel quartiere di Brancaccio. Uno è stato arrestato, un commerciante bengalese derubato e aggredito da nordafricani. I residenti chiedono ancora sicurezza. Giusy Lazzara. Avevano trovato rifugio nella cabina Enel dismessa. Siamo a Palermo nel quartiere di Brancaccio. 2 giovani ghanesi in quel quadrato di cemento si sentivano al sicuro almeno per dormire. Da mesi però le cose erano cambiate. Qualche giorno fa 2 ragazzi palermitani del quartiere hanno appiccato il fuoco al loro spazio. I 2 ghanesi in fuga dalle fiamme sono stati inseguiti e colpiti con sassi e mazzate. Uno degli aggressori, un 17enne figlio di uno spacciatore, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, stalking e incendio. Adesso è caccia all'altro minorenne. Oggi le agenzie educative purtroppo non funzionano più perché non si detengono più abbastanza direttamente agli utenti, ecco, a questi ragazzi, a questi bambini. Quello che è successo in queste ultime ore ci deve porre un problema fondamentale. Noi adulti siamo chiamati a che cosa? A continuare a fare gli spettatori? E solo poche ore prima ancora violenza e terrore in pieno centro storico, dove un commerciante bengalese è stato aggredito e rapinato vicino al mercato di Ballarò. Il commerciante stava tornando a casa quando è stato circondato da un gruppo di giovani tunisini. Dopo averlo minacciato lo hanno colpito con calci e pugni, lasciandolo a terra. Sale la rabbia del comitato dei residenti del centro storico, che hanno chiesto più volte sicurezza. Servono i presidi, quel percorso va attenzionato. Ancora una volta lanciamo un appello al prefetto affinché si vada nella direzione opposta rispetto a quello che ha detto il ministro dell'Interno il 6 agosto, dove si ritiene che Palermo sia una città non particolarmente insicura. I sindacati di polizia ci ricordano che mancano 15 pattuglie rispetto alle 25 previste. Il canale Telegram dove venivano condivise le immagini intime delle mogli è stato chiuso, bannato, ma subito gli utenti ne hanno aperto un altro. Intanto Don Fortunato Di Noto, che sempre denuncia e aveva più volte denunciato e chiesto di rintracciare gli autori, è stato minacciato proprio su quel canale. Sentiamo lui. Nemmeno il tempo di oscurarlo che ne spunta un altro. Il canale Telegram di Preisti è di nuovo attivo. 6 anni dopo la prima segnalazione di Meter, la storia si ripete. Foto e video intimi di mogli, fidanzate, figlie o cugine sono di nuovo alla mercé di tutti. È stato chiuso, è stato nuovamente riaperto attraverso dei sistemi di bot, dove ci sono delle riserve di contenuto che vengono sempre di più aggiornate. È la conferma che c'è ancora chi vede la donna come un oggetto, un atteggiamento da cancellare, anche e soprattutto con la denuncia. Noi ci appelliamo ovviamente alle donne, ci appelliamo a chi si vede coinvolto in questa situazione e ci appelliamo fortemente a denunciare alla Polizia Postale questi tipi di situazioni. Intanto su Di Preisti c'è chi ha trovato spazio anche per prendere di mira Don Fortunato, da sempre in prima linea contro la pedopornografia. Creiamo fastidio perché le nostre denunce, che diventano denunce pubbliche, non sono altro che un richiamo e un appello forte affinché si possa cambiare non solo mentalità, ma si possano individuare i responsabili di questi assurdi e ingiustificati reati. Palermo dietro front sui cassonetti. Nel quartiere di Borgo Nuovo si torna indietro, la raccolta differenziata è un flop e dunque fra qualche giorno torneranno i vecchi cassonetti per conferire qualsiasi tipo di rifiuto. Marco Gulla.
Fermi tutti, si torna indietro, come nel gioco dell'oca, solo che si parla di rifiuti. Quartiere Borgo Nuovo di Palermo, queste sono immagini girate oggi. Un tappeto di rifiuti dovunque, tra cattivo odore e topi e scarafaggi che girano liberamente per le discariche a cielo aperto. La raccolta differenziata lanciata tempo fa non funziona e nelle strade aumentano i rifiuti. Ecco allora che dal 10 settembre, accanto alle campane della carta, della plastica e del vetro, saranno collocati 170 contenitori per i rifiuti indifferenziati. Un passo indietro. Questo significa che il Comune non è stato in grado di gestire la differenziata in maniera efficace e completa, e poi per i residenti di Borgonuovo vuol dire che è come se il Comune vedesse Borgonuovo come un quartiere di serie B. Tornano quindi i vecchi contenitori nei quali si può conferire tutto in maniera indiscriminata. La raccolta differenziata a Borgonuovo è stata attivata anni fa, ma di fatto non è mai stata rispettata. Lo dimostrano le cataste di rifiuti e le grandi montagne di immondizia davanti alle scuole e alle abitazioni. Ha raggiunto la spiaggia con un quad e l'ha parcheggiato tra i bagnanti prima di tuffarsi in acqua alla playa di Catania. Un catanese di 56 anni è stato multato per 2.000 euro. Il mezzo era stato immatricolato come macchina agricola ed era privo di assicurazione. Il quad è stato sequestrato. West Nile, la situazione sotto controllo a Catania, ma l'ASP non abbassa il livello di attenzione in funzione decine di trappole per il monitoraggio. Vediamo come funzionano con Tonino De Mana. Nessun focolaio autoctono di West Nile a Catania in provincia, ma l'attenzione dell'ASP resta alta per contenere la diffusione del virus che al momento in Sicilia non desta particolari preoccupazioni. Ad oggi, fonte ASP, non c'è alcun focolaio umano, ci sarebbero 2-3 casi su animali, con la situazione che viene costantemente monitorata dagli esperti. Abbiamo avuto delle segnalazioni e delle positività in cavalli con sindrome neurologica, ma che al momento le condizioni sanitarie di questi animali sono sicuramente migliorate. Sulla West Nile si registra comunque una sorveglianza attiva con l'utilizzo di trappole. Vengono accese normalmente per circa 48 ore al crepuscolo, nel momento in cui appunto la zanzara è più attiva. Viene inserito un attrattivo che simula l'odore del sudore umano, quindi nel momento in cui si attiva elettricamente la trappola si apre questo sportellino, la ventola aspira le zanzare. Queste zanzare poi vengono recuperate 48 ore dopo, conferite all'istituto zooprofilattico. Il virus si trasmette principalmente tramite la puntura di zanzara infetta, generalmente causa sintomi lievi che possono anche passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o immunodepresse può provocare una malattia grave e a volte la morte. I consigli, i soliti: indossare abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, usare repellenti cutanei, proteggere casa con zanzariere a porte e finestre ed evitare la permanenza nei presidi di stagni d'acqua. È morto la notte scorsa a Messina l'ex assessore ed ex deputato regionale democristiano Luciano Ordile. Aveva 88 anni, era stato anche alla guida del Teatro Vittorio Emanuele. Il cordoglio di tanti esponenti dell'allora DC e la vicinanza del sindaco Basile. I funerali di Ordile si terranno martedì alle 11 nel Duomo di Messina. Il calendario dice che siamo agli sgoccioli delle vacanze estive, ma c'è chi va contro tendenza. Ferlito. Mentre 12 milioni di italiani, finite le ferie, rientrano al lavoro e archiviano l'estate, c'è chi prepara le valigie proprio adesso, preferendo questo periodo a cavallo tra fine agosto e settembre per iniziarle. Forse perché pensano che ci sia meno caldo, c'è meno gente, però in realtà ancora siamo nel pieno della stagione. Tra le ragioni di questa scelta c'è sicuramente quella economica, ma non solo. Alla base c'è l'overtourism. Settembre è senza dubbio un mese più tranquillo in termini di presenze nelle località di villeggiatura. Sono in Sicilia perché mio figlio sta per sposare una giovane ragusana e la mia famiglia è qui per festeggiare questa meravigliosa occasione. Perché non c'è tanto caldo? A fine agosto è totale caldo. Lei da dove viene? Io vengo da Stoccarda, Germania. Domani andiamo sull'Etna, un po' di fresco. E poi il caldo. Le temperature, salvo qualche colpo di coda, sono più miti, con giornate ancora soleggiate. Oggi il centro storico di Catania si presenta così. A settembre è come se fosse il mese di giugno, il mese di luglio, forse non ci sono quelle ondate di grande caldo e quindi fa piacere per farsi le ferie nel mese di settembre e gli ultimi di agosto.
E poi per ultima, ma non per importanza, c'è la ragione della cosiddetta psicologia dell'estate che resiste. Io scelgo sempre l'ultimo momento, però almeno una settimana in Sicilia me la devo fare, quindi aspetto quando viene l'ispirazione. Chi va al mare a fine agosto vive un piccolo lusso psicologico, sentirsi ancora in vacanza quando molti hanno già ripreso a lavorare. Bene, adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco ritorniamo con lo sport e lo scoppiettante inizio di campionato. Ritorniamo in studio con lo sport perché è ricominciato il campionato e subito festa al Barbera, luci e sorrisi 2-1, 2-1 alla Reggiana nella prima giornata di B. Decidono i gol di Poyampalo e Pierozzi. Sentiamo il punto di Marco Gullà. E già, un bel Palermo, 2-1 alla Reggiana nella prima di campionato, 3 punti e gara praticamente dominata dal primo al 90°, anzi i gol per i rosanero potevano certamente essere di più. Al Barbera, con oltre 30.000 spettatori, la formazione di Inzaghi ha anche giocato un buon calcio, tenendo al guinzaglio la Reggiana e colpendola nei momenti cruciali del match. Il Palermo ha tirato in porta 14 volte, dati che plastificano l'ottima prestazione dei rosanero. I gol di Poyampalo e Pierozzi nel mezzo, la rete del momentaneo 1-1 segnata da Tausan. Fischio d'inizio e il Palermo parte sgommando. Dopo 8 minuti Brunori la sblocca, ma a spezzare l'entusiasmo dello stadio ci pensa il VAR, annullando il gol per fuorigioco di Pierozzi. Al 24° rosanero vicini al vantaggio con un colpo di testa di Giasi e palla fuori per un soffio. Al 34° ancora Palermo con un colpo di testa di Bani che costringe Motta a una prodezza per salvare la propria porta. Al 38° questa volta il gol arriva davvero, palla deliziosa di Pierozzi per Poyampalo, testa del finlandese e pallone in rete, 1-0. Nella ripresa ancora Palermo in avanti, al 54° Poyampalo conclude di poco alto, mentre Brunori a sfiorare il raddoppio, negato da un altro ottimo intervento di Motta. Ma ecco quello che non ti aspetti, la Reggiana pareggia con questo tiro di Tausan sporcato da Bani, deviazione che beffa Bardi, sicuramente impreciso nella respinta. Dopo 2 minuti però il Palermo rimette le cose a posto, azione tambureggiante, Segre, tacco per Pierozzi, conclusione che colpisce il palo ed entra 2-1 il boato del Barbera. Ancora cambi, Inzaghi anestetizza il match, il Palermo non rischia nulla, anzi va vicino al tris. 3 punti già importanti, il Barbera canta, è solo la prima giornata, ma il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato. Sono molto contento, spero che la gente si sia divertita. Lo stadio era fantastico e sono contento che i miei giocatori gli abbiano regalato 25 tiri in porta. È chiaro che abbiamo sofferto un po' più del previsto e dovevamo chiuderla prima, però dopo Cremona abbiamo dato continuità ai risultati e di questo sono molto contento. E fra poco al Massimino c'è Catania-Foggia, è la prima giornata del campionato di Serie C e l'obiettivo dei rossazzurri è quello di partire col piede giusto. Diverse assenze per il Catania, attesi 17.000 spettatori, almeno. Francesco Triolo. Partire bene, partire forte, il Catania vuole dare subito un segnale al campionato già dalla prima giornata e dalla partita di questa sera contro il Foggia al Massimino. Un debutto che come tutte le prime presenta sempre delle insidie, lo ha detto anche il tecnico Mimmo Toscano alla vigilia del match, attenzione alta anche perché il Foggia è squadra tutta da scoprire, con innesti arrivati appena qualche giorno fa, una squadra giovane che riparte bene, un allenatore d'esperienza, un'organizzazione di gioco ben precisa. Mancheranno per squalifica Quaini e Martic. Aloi sarà subito sicuramente titolare, l'annuncio di Toscano. Tra i convocati c'è D'Ausilio, in mezzo e in avanti in questo momento si deve fare i conti con alcune assenze o giocatori in non perfette condizioni che rendono più complicate le rotazioni. Elementi come Lunette e Jimenez possono ricoprire più ruoli, il primo può essere un'alternativa in avanti, il secondo in mediano, un aspetto che l'allenatore rossazzurro ha ben chiaro. Sul discorso formazione si va verso un 3-4-2-1, piuttosto simile a quello schierato in Coppa Italia contro il Crotone, con Dini in porta, Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa, Casasola, Aloi, Corbari e Donnarumma a centrocampo, Jimenez e Cicerelli in appoggio. A forte ci sarà la forza del Massimino. Sino a ieri pomeriggio erano 11.500 gli abbonamenti sottoscritti, con i biglietti venduti si va verso le 16.000 presenze, se non oltre. Per chi resta davanti alla TV riparte la stagione sportiva anche di Telecolor con diretta stadio, 3 ore live
live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Bravo e Marco Carri, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi degli inviati e in studio, i messaggi WhatsApp, i risultati e classifiche, in più i contributi social, e da quest'anno il live streaming anche su siciliaweb.it. Chi esordirà domani invece in posticipo è il Siracusa, che appunto domani gioca in trasferta sul campo della Salernitana. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Posticipo a Salerno con inizio alle 21 per il Siracusa, in emergenza ma vicino alla svolta. In una reche a porte chiuse il tecnico Turati torna in panchina e attende di capire se Bonucci, Frosali e Sapola potranno essere inseriti in distinta, dove non ci saranno gli squalificati Guadagni e Damian. Integrata la fideussione, l'ok della Lega per il deposito dei contratti sbloccherà mercato e futuro. Contro la Salernitana spazio ancora ad alcuni giovani della primavera. A breve la scelta di un direttore sportivo. Da Forte dei Marmi il presidente Ricci segue direttamente le operazioni di mercato. Manca solo l'ufficialità per l'attaccante Capanni. A Salerno pronostico chiuso contro una delle formazioni più attrezzate per la B, spinta in attacco da Inglese e Ferrari con Ascic alternativa. 4-2-3-1 del Siracusa con Contini punta centrale. Andiamo già dalla prima giornata ad affrontare una squadra che fino a 2 anni fa calcava campi di Serie A, che ha calciatori veramente importanti sia per la categoria che anche per categorie superiori. Hanno, se non sbaglio, l'attaccante che ha anche militato in nazionale, e dal canto nostro abbiamo fatto tutto quello che potevamo nelle ultime settimane, soprattutto per raggiungere un numero di calciatori sufficiente per affrontare la gara con uno spirito battagliero e con la voglia perlomeno di dare molto fastidio all'avversario. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Bene, torniamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per questa edizione, dunque è tutto. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.